Come sostenere l'impresa sociale? Innanzitutto lavorando in squadra all'interno dell'impresa e con gli enti assieme ai quali si producono servizi e a cui si chiede aiuto anche economico. È il primo punto affrontato nel laboratorio dedicato a questo tema che si è svolto al Consorzio Tassano di Casarza Ligure. Occorre poi essere credibili e credibili nel tempo. Bisogna arrivare al cuore delle persone. Sì, il cuore delle persone, però con delle ragioni, non solo con emozioni. Le persone donano se hanno le ragioni per farlo, donano se hanno fiducia e donano se noi teniamo alta quella fiducia nel tempo. E la sfida è appunto quella non solo di chiedere e ricevere, ma chiedere e fare poi una strada insieme alle persone che ti sostengono. E oggi la raccolta fondi si fanno in tantissime modalità, da quello che è il crowdfunding, che è appunto la raccolta fondi attraverso il web, a strumenti più tradizionali come il 5 per 1000, come il mailing con bollettino, che è ancora molto efficace. Una cosa che però vorrei mettere all'attenzione di tante persone è il tema dei lasciti. In Italia, quando parliamo di questo tema, talvolta ci spaventiamo, quando invece abbiamo tantissime ricchezze che oggi vanno allo Stato perché non hanno eredi. Queste ricchezze possono essere lasciate ai territori, alle loro opere, alle realtà che sono sul territorio. I modi per sostenere una impresa sociale sono molteplici dunque, ma per poterli utilizzare al meglio occorre che il territorio sappia che cos'è e cosa fa l'impresa sociale. Anche questo aspetto è stato messo in luce nel laboratorio che si è tenuto a Casarza Ligure. Nessuno è profeta in patria, perché spesso nel nostro agire sicuramente si fanno tante cose buone, tante volte si sbaglia, quindi a mettere la faccia sul proprio territorio è sempre difficile perché ci vuole una coerenza interna che parte da noi ma che arriva anche a tutti gli operatori coinvolti, che deve essere quotidiana. Oggi cosa vuol dire in termini di numeri Gruppo Tassano? In termini di numeri vuol dire 5 consorzi che ognuno si occupa di un ambito specifico, vuol dire 700 posti di lavoro, vuol dire un'attività verso la persona che è svolta da 2 o 3 consorzi in particolare con residenze, attività verso anziani, attività educative eccetera, vuol dire la nostra fabbrica sociale che è quella che fa assemblaggio per conto terzi che occupa 80 persone qui a Casarza.